Siamo arrivati dunque al momento decisivo, quello che determinerà il gentleman vincitore, il nuovo gentleman in questo campionato italiano che dopo le due prove di Padova di ieri aggiunge le due di Bologna di oggi per definire appunto il vincitore del campionato. Andiamo a leggere lo schieramento: 1 Divine Matley, 2 Cefalojet, 3 Dulcinea di Casei, 4 Cinzia, 5 Donatello, 6 Castore Lux, 7 Cristal da Cola, 8 Cometa la Torre, 9 Duchessa la Torre, 10 Dylan Chris, 11 Princess Caviar. Macchina che accelera e stacca in partenza. C'è stato l'errore di Cometa la Torre, mentre Numero 4 Cinzia squalificato. Cinzia sbaglia a sua volta e lottano per il comando Donatello, Dulcinea di Casei all'interno, Donatello al suo esterno. Numero 11 Princess Caviar Anche Princess Caviar viene squalificata. Intanto si accoda in seconda posizione Donatello, lasciando in testa Dulcinea di Casei. In terza posizione dovrebbe essere Castore Lux, via via gli altri, con primi 400 metri che se ne vanno nell'ordine del 30 secco. A questo punto muove Castore Lux dalla terza posizione e va a lato di Dulcinea di Casei. Quando siamo a metà della seconda piegata insiste Castore Lux su Dulcinea. Numero 9 Duchessa dopo la Torre 600 metri, intanto squalifica anche per Duchessa la Torre. Se ne vanno i primi 600 in 46,3 e insiste l'attacco Castore Lux. Va su Dulcinea di Casei, li impegna a fondo dopo 800 in 1 minuto e 6 decimi, un parziale in 14,3 davanti alle tribune. Più indietro c'è Divine Matley e continua Dulcinea di Casei a lottare con Castore Lux, che ha chiuso favorito il chilometro in 1,15,7, molto svelto. Dulcinea di Casei respinge per il momento Castore Lux, che comunque insiste ancora al suo esterno quando siamo a 400 dalla conclusione. Castore Lux, nuovo attacco a Dulcinea di Casei, che si difende ancora con l'ausilio della corda. I due nettamente avanti a Divine Matley, gli altri faticano a progredire. Completamento della piegata, ingresso in retta d'arrivo, in vantaggio si presenta Dulcinea di Casei, ci prova ancora Castore Lux, i due piuttosto stanchi nel finale, con Castore Lux che rinnova i suoi attacchi e nel finale riesce a mettere qualcosa avanti all'avversario per vincere. Al terzo posto finisce Divine Matley nei confronti di Cristal da Col. Il successo dunque per Castore Lux e Matteo Zaccherini, che dovrebbe essere quindi il nuovo campione gentleman con questa vittoria. I 15 punti sono suoi e Castore Lux è sicuramente meritata. Matteo Zaccherini, vedete felice che guarda il pubblico, vince corsa e titolo gentleman, quindi lui il nuovo campione gentleman. Matteo Zaccherini che porta alla vittoria Castore Lux per conto di Gennaro Casolari e della signora Anna Fiorentino. Andiamo a rivedere l'arrivo, una Dulcinea di Casei che le ha cercato in tutti i modi di ribattere a Castore Lux, che nel finale però ha fatto valere la sua maggior prestanza ed è passato di una incollatura sul traguardo.